un nuovo strumento a disposizione della Regione per tutelare un marchio che è sicuramente un'eccellenza del Veneto. Sì, a disposizione del prodotto che viene fatto a Murano, perché purtroppo sappiamo che l'80% dei vetri che si comprano in realtà non vengono fatti a Murano, vengono fatti in Cina, in Romania, in posti che non sappiamo né possiamo conoscere la qualità, e questo è uno strumento per certificare in maniera chiara e netta la produzione di altissimo valore artistico che viene fatta su questo territorio. Diciamo che ha 7 sistemi di tracciabilità, tra cui il più importante è quello che viene fatto attraverso uno smartphone con un QR code e poi una carta filigranata, insomma può essere equiparabile ad una nostra moneta, all'euro, insomma, per quello che ha all'interno e per quello che può dare come garanzia, come sicurezza. Soprattutto può essere dalle singole aziende implementato con una serie di informazioni che possono essere assolutamente importanti. Che, ad esempio, non so, penso a delle fotografie del prodotto, a un video del prodotto, alla biografia del maestro, tutto un insieme di cose, di informazioni, di storie, di tradizioni che possono servire alla singola azienda appunto per dare ancora proprio in maniera più netta e chiara l'idea del prodotto che il cliente va a acquistare.